Tutto pronto all'Anco Marzio. L'Ostia Mare, secondo in classifica, ospita la Procalcio Tor Sapienza. Un saluto da Simone Berardinelli. D'Agostino serve in profondità Di Vilio se la lunga sul sinistro, mette il pallone in mezzo, Ippoliti non ci arriva, ma c'è Marzio Antonio! Mamma mia che botta e che risposta di Chichi. Sacco, uno contro Sgrulletti, se la porta sul destro, pallone sul secondo palo, Ippoliti! Alto! D'Agostino vince un buon impallo, pallone in mezzo, in spaccate Di Vilio! Che occasione! Pugliese ci prova da lontano, al lato. Lui si viene dalla parte tua e tu vieni a farmi piano dentro. Di là Ippoliti fa la stessa cosa, se la palla viene da sinistra, lui si cambia con Ippoliti, se viene da destra si cambia con te. Calcio d'angolo per l'Ostia, pallone messo in mezzo De Marco di testa, altissimo. Marzio Antonio apre sulla destra, c'è Ippoliti che riceve, va sul sinistro, pallone messo in mezzo, Di Vilio col petto, c'è D'Agostino! Che intervento di Marinelli! Marinelli mette il pallone bene in mezzo, di testa la palla rimane lì Costantini! Occasione clamorosa anche per gli ospiti. Calcio d'angolo, messo dentro Ippoliti, prova a far ripartire l'Ostia Mare. Ma la palla è ancora di disponibilità della Procalcio Tor Sapienza. Vedono passaggio pericoloso però, attenzione! Sallusti sbaglia tutto con rilancio, 2 contro 2 per l'Ostia Mare allora, attenzione Di Vilio. Mette il pallone in mezzo con lo scadetto per Sacco che colpisce! Daniele Sacco fa 1-0 per l'Ostia Mare, ripartenza fulminea e bruciante dell'Ostia. Primerano è pronto dal punto di battuta. Parte la sua palla, Chichi malissimo! E Flavio Di Vilio fa 2-0 per l'Ostia Mare. Che prestazione per il numero 10 bianco-viola. Un gol e un assist. Bravissimo. Bravi, Fladietto! Bravo, Fladietto! Cazzo di messo! Dai, primo! Altra ripartenza dell'Ostia Mare. Pallone giocato sulla destra. C'è Verdirosi che riceve. Potrebbe anche calciare in porta. Invece sceglie di mettere il pallone in mezzo. De Miglio sul secondo palo, calcia in porta! Niente al lato. Sgrulletti da lontano prova il tiro. Zolfano benissimo. Arriva Massi che da 2 passi spara alto. Gargiulo in aria. Ancora Sarigu. Si immola Rossi. E il signor Bordiga dice che basta così. Vince l'Ostia Mare 2-0.